Valdobbiadene non è solo la patria del prosecco, ma è anche la patria del cibo. Mi trovo qui davanti all'Istituto Celestino Piva perché è partita la quinta edizione del Master di primo livello Cibo e Vino, ideato e promosso dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Qui si laureano naturalmente quelle figure importanti che dovranno poi andare nel mondo a comunicare il cibo. Allora entriamo qui dentro nell'Istituto Celestino Piva proprio per capire questa quinta edizione come nasce e come crescerà, con alcuni protagonisti. Noi abbiamo ascoltato il nuovo direttore del Corriere della Sera Veneto e anche poi un imprenditore importante nel mondo del prosecco, Gianluca Bisol. E loro ci hanno dato delle risposte, cioè soprattutto queste risposte. Gianluca, la Bisol che tu rappresenti ha sempre puntato in questi 5 anni a questo master. Devo dire che è il master più duraturo di tutti i master che ci sono in Italia. Per quale motivo insisti ad appoggiare questa iniziativa? Beh, diciamo che innanzitutto abbiamo colto questa possibilità che l'università aveva di aprirsi alle aziende in un momento in cui il master stava morendo, perché il master era il master della cultura del cibo ed era ormai non aveva trovato una linfa, un'idea. Ci siamo proposti come un partner non solo dal punto di vista finanziario, ma dal punto di vista soprattutto anche della ideazione, del creare i contenuti e creare i collegamenti con gli altri produttori. Quindi abbiamo intravisto in questo master la possibilità di creare l'unione tra vari soggetti, vari protagonisti del comparto enogastronomico e soprattutto poter dare un grosso contributo alla formazione perché gli studenti frequentando un master di questo tipo possono entrare in contatto quotidiano con gli imprenditori e questo vale molto perché permette di prepararsi già con un occhio verso lo sbocco lavorativo. Oggi questa è la chiave vincente. Il Comune di Valdobbiadene ha apprezzato questo sforzo e ha ospitato a braccia aperte questa sede del master e quindi possiamo dire con orgoglio che da quando l'abbiamo preso in mano, se così si può dire, è diventato da master del cibo, un master che stava ormai concludendo la sua vita, a master del cibo e del vino e ha trovato una nuova linfa, è diventato un modello che adesso addirittura viene preso a riferimento da altri master in altre regioni italiane. Il prossimo passo sarà quello di cercare di portarlo sempre di più a livello internazionale perché l'appeal che l'Italia ha verso il mondo nel comparto enogastronomico è davvero forte e va colto in tutte le sue potenzialità. In breve, no? Cioè, sappiamo che il governo ha tagliato la cultura, dobbiamo dirlo, addirittura stava per saltare un ministro su questo fatto qui. Sarà gravato sull'imprenditoria il far correre o il far camminare questi master. Assolutamente, e l'imprenditoria deve essere pronta a rispondere a queste necessità perché ne godrà in primis. Gli imprenditori oggi spesso non sono all'altezza del compito che ci è dato in un'economia globale come quella che ci si sta presentando e quindi abbiamo bisogno di formare e di formare bene i giovani ad essere il prossimo traghettatore di questo genere di economia che, ripeto, ha una grande potenzialità l'enogastronomia e può essere davvero il settore che può sostituirsi a quei posti di lavoro che si perdono inevitabilmente nella manifattura. Quindi l'agricoltura e il turismo, due settori che devono andare a braccetto e che devono formare le persone che saranno poi protagoniste di questi settori. Direttore, fin dalla prima edizione il Corriere del Veneto è stato vicino a questa manifestazione, uno dei pochi giornali se non l'unico. Ecco. Lei come se lo spiega? Io per quanto riguarda gli altri non lo so, noi abbiamo aderito immediatamente a questa iniziativa perché crediamo molto nella formazione dei giovani, dei post in questo master por laurea, perché ha a che vedere sia con una dimensione economico-produttiva importante per questa regione e per il nord-est in generale, cioè la cultura del cibo e del vino, sia perché riteniamo che questo tipo di economia, tra virgolette, leggera, rispetto alla pesantezza necessaria per molti aspetti delle economie industriali, rappresenti una grande opportunità sia sotto il profilo della qualità della vita che sotto il profilo del ritorno al rispetto della natura e anche al ritorno alla dimensione di un'agricoltura che è sempre il primo settore, anche se non più nei numeri, che ha generato comunque una cultura, che genera comunque i prodotti primari di quali noi
che noi utilizziamo, che sono diventati nel tempo cultura del cibo, appunto cultura del vino, attraverso una grande capacità imprenditoriale dei nostri, dei nostri industriali, dei nostri imprenditori del vino e del cibo, sia attraverso, voglio dire, una riproposizione proprio di una dimensione che oserei dire quasi spirituale. Senta, nel mondo della globalità, lei come la vede l'economia veneta attraverso l'occhio di uno dei più grandi giornali quotidiani d'Italia? Allora, indubbiamente il Veneto è una regione di esportatori, quindi è indubbio che non si può prescindere dalla dimensione global. C'è un termine così che è stato un neologismo che è stato coniato, che è il termine glocale, cioè un mix fra il globale e il locale. Penso che sia questo l'indirizzo verso cui andare, cioè accettare le grandi sfide della internazionalizzazione, che non è la delocalizzazione che lascia a terra da noi qua gli operai e i dipendenti per andare a produrre a un basso costo, ma è proprio l'internazionalizzazione quella che riesce ad avere una dimensione industriale sia qua, che mantiene qui la testa, ma che abbia l'opportunità di andare in cerca di nuovi mercati. Questo per quanto riguarda la globalizzazione, che è fatta da noi veneti, perché noi siamo esportatori, voglio dire, da Marco Polo fino al Mr. Geox che ha conquistato le scarpe di tutto il mondo. Noi abbiamo questo tipo di natura, ma anche noi abbiamo un côté locale, sviluppato, identitario nel senso, voglio dire, antropologico della parola. Quindi la terra, quando i vecchi compravano la terra, prendevano un pezzo di terra, no? Lo sollevavano, lo mangiavano e dicevano buona. Questa è buona, lo sapevano riconoscere. Io non voglio che si torni a questi, non dico che si debba tornare a queste forme di arcaismo, ma nella terra e nella grande ricchezza di terra, di vigneti, di agricoltura, di turismo che abbiamo in Veneto, parliamo dei grandi artisti, da Giorgione a Cima da Conegliano, a Giotto della Cappella degli Scrovegni, secondo me cibo, vino e turismo possono essere il futuro di questa economia leggera che potrà destreggiarsi in un mondo economico fatto di finanza spesso cattiva e di sola industria dura, manifatturiera, che non è la sola cosa che deve esistere.